Sei partita? Sì, sono partita perché ho visto che non so perché avevo già avviato persone, c'erano già persone dentro, per cui, per cui li salutiamo, vedo che ci sono 3 persone. E, ok, e adesso la sessione è in fase di registrazione. Se vuoi prenderti un pochino di tempo, adesso ti condivido lo schermo, tutto il bello della diretta, e ti condivido lo schermo, magari comincia verso le 15:02-03, tanto per dare anche un Sì, po' il sì, tempo tecnico di certo, agganciarsi agli di altri. arrivare Poi ad altre a un certo persone. punto, esatto, poi a un certo punto comunque partiamo perché cioè, rispettiamo la mezz'oretta, tanto dopo il Sì, sì, webinar lo troveranno caricato su YouTube, eccetera. va bene. Io adesso mi eclisso solamente per lasciare lo schermo più ampio sulle vostre facce e anche sulla condivisione dello schermo che farò. Ci rivediamo dopo con le domande, d'accordo? Sì, ciao. Ciao. Allora aspettiamo questi minuti che diamo modo a qualcun altro di collegarsi e partiamo fra poco, va bene. Allora, stiamo aspettando qualche minuto in modo da dare la possibilità a qualcun altro di collegarsi e fra 2 minuti partiamo. Siamo in compagnia dei nostri diplomati, vi presento dopo perché altrimenti vi faccio un po' ripetere le cose e quindi aspettiamo questi minuti. Vedete che abbiamo uno sfondo che ci sta proiettando la nostra ufficio, il nostro ufficio comunicazione rappresentato nella persona della Samantha e stiamo navigando il sito, cosa che comunque vi consiglio di fare. Il nostro sito ITS Academy Turismo Veneto è facile, intuitivo, ci sono tutti i corsi nella pagina iniziale, potete entrare su ciascun corso per vedere il luogo in cui si svolge, per vedere le materie che fanno parte del corso, è insomma intuitivo. Potete prenotare un orientamento one to one se ancora non siete, non avete le idee chiare, insomma ci sono tante cose ed è semplice, facile, quindi diciamo che è facilmente navigabile. Allora, cosa dite? Io partirei e aspettiamo quelli che si collegano. Va bene, Angela? Va bene, Simone? Partiamo, Cri. Ok, perfetto. Allora, ciao a tutti, siamo qui con Angela Contò e Simone Amendola, sono due nostri diplomati. Angela si è diplomata Marketing and Communication della sede di Asiago. nella sede di Saigon nell'anno Quest'anno ho finito. 2025 come Simone. Simone però fa parte di un altro corso, vero? Io Hospitality Management e Marketing Communication a Bardolino, anch'io diplomato quest'anno. Ecco, quindi sono proprio freschi freschi, abbiamo pensato di invitarli perché hanno appena concluso i nostri master biennali, così ci dite anche che diploma di maturità avete, magari sono, anzi quasi sicuramente sono diversi. Tu Simone ti sei diplomato. Scuola alberghiera, indirizzo cucina, però mi è sempre piaciuta l'area del ricevimento che ho avuto modo poi di approfondire successivamente. Ecco, e invece tu Angela?
Ragioneria, vengo da Relazioni Internazionali per il Marketing. Ecco, RIM. Quindi vedete, già questo è un esempio, su due persone, il 100% ha due formazioni diverse. Ci succede in aula di avere ragazzi che provengono da scuole completamente diverse e direi che questo non può che essere una risorsa, cioè avere formazioni, mentalità, abitudini di studio diverse accresce la vostra poi formazione successiva, perché dallo scambio delle differenze nascono sicuramente cose interessanti, no? Quindi gli ITS possono essere frequentati indipendentemente dal percorso che voi avete fatto, durano 2 anni, si dividono in un momento di aula e in un momento di stage. A proposito di questo, volete raccontarci voi le vostre esperienze di stage del primo anno e del secondo anno? Intanto, chi vuole iniziare? Facciamo iniziare la ragazza. Simone, cosa dici? Diamo la precedenza. Vai, Angela. Ok, Allora. io mi sono differenziata dal mio ambito di studio, quindi da quello di ragioneria, e ho voluto intraprendere la strada verso l'organizzazione di eventi, che è un po' quello che voglio fare da grande come percorso lavorativo, insomma. Ho lavorato per la stessa azienda tutti e 2 gli anni di corso, ho potuto avere la possibilità di fare i 2 stage, il primo in loco, poiché questa azienda organizza degli eventi sportivi, in loco a Bibbione prevalentemente, per un discorso di destagionalizzazione del territorio. Loro prendono più l'impatto che può avere una località turistica nel periodo primaverile, quindi lo stage è iniziato presto, verso maggio, ed è continuato fino poi alla stagione estiva, e siamo andati avanti fino a settembre in realtà, al di fuori dello stage. Questo da un punto di vista molto pratico il primo anno, perché ho potuto vedere sul campo come venivano realizzati gli eventi, ero proprio staff organizzativo, e nel complesso cosa richiede l'organizzazione di tutto questo mi ha aperto veramente un mondo nuovo. Mentre nel secondo anno ho sempre fatto stage con loro, ma presso il loro ufficio. Quindi si trattava di una comunicazione, ero nell'ufficio di grafica e comunicazione, pre-evento. Loro di solito si organizzano 4-5 mesi prima per preparare il tutto, le locandine, tutti gli annunci, le sponsorizzazioni e tutto quello che viene al di là dell'impatto fisico che può dare l'evento, insomma. Quindi da quello che stai dicendo, Angela, tu hai intrapreso, diciamo, e hai capito quello che ti piace frequentando, perché nelle materie in cui ti sei imbattuta c'era anche il laboratorio magari, no? Di Esatto. creazione di Avevamo avuto organizzazione delle degli lezioni eventi. di comunicazione proprio da un professore specifico che ci ha aiutato. Professore, noi li chiamiamo così, ma come dopo scoprirete, sono dei professionisti del mestiere, e in questo caso loro non è che abbiano una laurea per insegnare, ma sono proprio gente che è già predisposta nell'ambito lavorativo. Quindi io ho avuto per esempio un professore di comunicazione molto bravo che ha diretto ha fatto da attore a molti film, aveva una compagnia di teatro, insomma, cose interessanti. E oltre a questo, sì, abbiamo parlato anche di comunicazione in fase di evento, sempre con un altro mio professore che ha un'agenzia di eventi, quindi Sì, era ecco, molto... la particolarità è proprio questa. Ti ringrazio di avermi fornito l'occasione per spiegare che i docenti che entrano in classe provengono proprio dal mondo del lavoro. Anche nel tuo corso sicuramente, Simone, vero, è successo così, e il tuo è diverso e tu hai 2 stage diversi, lo stesso. Raccontami cosa ti ha portato la frequenza di questi 2 anni.
Sì, durante il mio primo anno ho avuto la fortuna e l'onore di effettuare il mio stage presso uno dei migliori hotel di lusso a Verona, Verona Centro, un 5 stelle lusso, e lì mi sono imbattuto in quello che è il receptionist puro, la figura del receptionist puro, ma a livelli altissimi, dato che comunque si trattava di una clientela ad alto livello, quindi clienti internazionali, anche celebrità, possiamo dirlo in tutta sincerità, e quindi ospiti di alto livello. Quindi tutto ciò che è stata un'esperienza che mi ha formato anche a livello personale, no? Perché poi vi è anche un modo di comunicare molto particolare, un modo di esporsi e di curare il cliente a 360 gradi. Invece durante il secondo anno ho effettuato lo stage con un docente che ho avuto la fortuna di conoscere, quindi con il percorso ITS, poi successivamente è diventato un mio datore di lavoro, il dottor Antonio Maresca, un esperto di digital marketing per le strutture ricettive, e con lui si è creata subito un bellissimo rapporto di amicizia e di condivisione reciproca, e con lui ho effettuato il mio secondo stage e poi ho creato questo bellissimo rapporto che continua tuttora. Infatti considero lui considera me un vero e proprio amico, e per me una persona da cui prendere ispirazione sia a livello personale che professionale. Certo. E, ed è proprio con il dottor Maresca e il suo team di grandi professionisti che io continuerò il mio percorso di lavoro ora a settembre, quindi il mio stage si è trasformato in una vera e propria opportunità di lavoro. Bene, anche Questa questa è ribadisce ancora. anche questo è un plus, no? Di questi percorsi, mi pare di capire. Esattamente, ribadisce ancora il concetto che ha appena spiegato la mia collega qui, Angela, ovvero il valore aggiunto del percorso è proprio questa rete di grandi professionisti che viene messa a disposizione dall'ITS per noi giovani, e con cui poi si può creare una bella rete di contatti. E sappiamo che al giorno d'oggi nel mondo del lavoro la rete di contatti è uno degli asset, no, da avere. Quindi Assolutamente. una bella fortuna che l'ITS ci regala. Volevo dire ai ragazzi che sono collegati o ai genitori, se ci fossero, che possono scrivere e digitare nel chat tutte le domande alle quali vogliono avere delle risposte dai nostri ragazzi, perché magari noi parliamo a braccio, pensiamo che siano cose che vi possono interessare, ma voi avete delle altre curiosità e quindi veramente dateci l'opportunità di spiegarvi al meglio. Avete fatto delle selezioni, Angela e Simone, per entrare, vero? Quella volta? Sì, Inizio sempre io. assolutamente. Prego, prego, Sì, va Angela. bene, Angela, grazie. Sì, ho fatto un test d'ingresso ancora nel periodo di luglio, se non mi ricordo Mhm, male, e un test d'ingresso su, in realtà, cultura generale, molto più mhm. basato su, in generale, anche perché non ci siamo divisi molto sulla sede di appartenenza della No, persona. sono Quindi uguali per tutti, in effetti. niente, è un test semplicissimo, in un'oretta l'abbiamo anche finito e dopo la seconda parte dell'esame, diciamo, di ingresso si trattava di un colloquio Sì. eh, con dei possibili, per me sono stati i miei futuri insegnanti, tra l'altro, Mhm. che hanno il piacere di sentire un po' la persona com'è, sapere i suoi hobby, le sue preferenze, perché hanno scelto l'ITS, cosa le Esatto, questo è come, come andare a fare un colloquio di lavoro, no? Bisogna far capire l'interesse ad occupare quella posizione. Anche per te, Simone, è stato così, no? Corretto, molto simile ad Angela, quindi un test di ingresso a domande, delle domande orientate alla cultura generale, verticalizzate anche al mondo dell'ospitalità, susseguito da un colloquio interpersonale orale, dove si vede un po', no, l'interesse del ragazzo, la sua voglia di partecipare, quindi molto simile.
Bene, spiego ai ragazzi collegati che abbiamo fatto la prima tornata, come avete detto voi, a luglio, di solito si fa a luglio per i corsi che iniziano ad ottobre, ma non avendo riempito tutti i corsi perché qualcuno l'abbiamo dovuto escludere, qualcun altro invece aspettiamo di completare la classe, riapriamo le selezioni a settembre. Nel nostro sito ci sono tutte le date e i luoghi in cui si svolgeranno le selezioni, perché mentre le selezioni di luglio vengono fatte tutte nella stessa sede, quelle di settembre, per agevolare le persone, le facciamo anche in sedi diverse. Allora Angela, tu adesso mi hai detto che sei a settembre, vedrai che cosa fare, intanto in programma c'hai l'organizzazione di qualche evento sportivo, se non ho capito male. Esatto. E tu invece Simone vieni, torni su nel lago di Garda e collaborerai. Diciamo, l'unità formativa, le materie che vi hanno un pochettino trascinato di più, se vogliamo trovarne una, secondo voi, ve la ricordate? Durante il corso di studi. Sì, magari inizio io. Generalmente mi hanno colpito tutti perché uno degli asset dell'ITS è proprio la profondità e la varietà dei suoi moduli formativi. Quindi si parte dalle lingue, l'inglese e il tedesco, con la possibilità anche di prendere la certificazione linguistica in inglese. Quindi per me personalmente anche il tedesco, perché era una sfida personale, poiché non lo conoscevo, non l'ho mai praticato, e ho avuto la fortuna e l'onore di avere un insegnante che è stata davvero carinissima, brava, e diciamo che mi ha portato da zero, praticamente zero, a un livello invece che comunque a livello professionale riesco a comunicare. Poi abbiamo trattato anche dei moduli super innovativi come l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, quindi applicata al mondo del marketing e del lavoro, ma anche moduli come neuromarketing, customer experience e tanto altro. Quello che volevo aggiungere è che l'ITS non è stata soltanto teoria e formazione, ma è stata anche pratica e, se vogliamo, anche divertimento, poiché un altro degli asset che l'ITS offre sono proprio le sue uscite didattiche, queste uscite formative che nel mio corso abbiamo effettuato a Roma e ad Amsterdam, conoscendo delle realtà dell'ospitalità molto molto importanti, conoscendo le persone che vi lavorano all'interno, e quindi anche questa qui è un bellissimo aspetto che fa crescere sia a livello personale che a livello di formazione. Senza dimenticare la comunità locale che abbiamo avuto l'opportunità di toccare con mano. Ad esempio abbiamo visitato cantine rinominate come Zeni e Ferrari, conoscendo i loro responsabili, che sono diventati per noi delle vere e proprie fonti di ispirazione. Cioè, parlare con chi quel lavoro lo fa davvero ogni giorno ti cambia la prospettiva e fa nascere anche in te una bella visione per il futuro. Certo, certo. È vero, mi hai dato l'occasione di parlare delle uscite didattiche. Allora ragazzi, innanzitutto i corsi ogni anno si divide in un periodo di aula dove si impara qualcosa, diciamo non tanto dal punto di vista teorico come è l'università che è accademica, ma si imparano le cose facendo dei progetti, mettendo in campo le proprie abilità. Chiaramente all'inizio, le prime lezioni, il docente vi fa capire di che cosa si deve parlare, in che ambito siamo, cosa andiamo a fare, che obiettivi abbiamo, e poi cominciate ad imparare le cose facendo, a seconda diciamo, delle mansioni che vi si affida. La seconda parte si va nelle aziende di stage che sceglierete ognuno di voi con il proprio tutor. Nel frattempo però ogni docente cerca di mettervi in contatto con le aziende della zona più emblematiche, perché portandovi lì dentro vi rendete conto, toccate con mano cosa succede e comunque create un link.
Questi link e questa, diciamo, mappa di conoscenze, no? Di interazioni sono veramente molto importanti. Poi abbiamo anche tutta la parte del social media marketing, dove questa socievolezza, queste linkaggini vengono attraverso il web, però di persona cerchiamo di farlo facendo le uscite, andando a conoscere le aziende. Tu, Angela, avevi una unità formativa in particolare che ti è piaciuta, oppure Allora, io vuoi parlerò parlarci forse di del altro? favoritismo. In realtà mi sono piaciute tutte anche a me, come ha detto Simone, per quanto riguarda il suo percorso. Io ho scelto Asiago proprio perché la meta montana, adesso montane in molte virgolette, mi è sempre piaciuta fin da piccola perché sono un amante della montagna e comunque ho una casa lì e volevo un po' sperimentare quello che era il territorio al di fuori dalla comfort zone, che magari adesso sono a Treviso, sono bella tranquilla, però anche uscire dai canoni odierni. E come materie mi sono piaciute molto, comunicazione, appunto per il ruolo lavorativo che voglio andare a fare, che è necessaria, anzi fondamentale. E, in generale anche molte uscite che abbiamo fatto mi sono piaciute nel complesso. La possibilità di continuare le lingue è servita molto come plus. Io già facevo tedesco dalle medie, era 8 anni che facevo tedesco e l'ho comunque continuato come percorso, ma ho visto anche che nei miei compagni che l'hanno intrapreso come nuova materia di studio c'è sempre stata quella voglia di mettersi in gioco e cercare di essere più attivi possibile, senza ripercussioni da parte loro come per dire non lo imparerò mai, perché comunque gli insegnanti ti assistono e ti aiutano e nel momento in cui ti vedono in difficoltà fanno di tutto per aiutarti a capire quel Sì, concetto. diciamo che bisogna proprio togliersi dall'ottica scolastica. Sì, sì, Ecco, assolutamente. quindi Qui è proprio, funziona tutto diversamente. l'università, secondo me, nell'università sei tu che apprendi da solo le cose e quello che non capisci è lasciato in balia di te stesso. Mentre sull'ITS è un approccio pratico e di sicuro quello che ti fanno imparare lo porti in campo proprio in zona. Per esempio, quelli che lavorano in un hotel, adesso dei miei compagni, Cioè, abbiamo bloccato possono l'Angela. sfruttare molto Aspetta, il fattore appunto come abbiamo un po' di problemi di connessione, anche voi? O la vedo solo io bloccata? No, anche io la dite? sento, cioè, o meglio, io non vi vedo, però non so se voi mi Simone? vedete. Sì, si è bloccata la videocamera, Ah, la ok. collega. Allora, Succede per il Allora, wifi a volte. faccio solo un accenno all'Erasmus, perché in tutto ciò ci siamo anche dimenticati di dire che è possibile accedere al programma Erasmus con ITS, che si svolge durante il secondo anno e prevede lo svolgimento dello stage all'estero. Avete avuto dei colleghi che lo hanno svolto, Simone? Sì, In classe? ho avuto un collega, Stefano, il signor Stefano Amato, che ha avuto la possibilità di svolgere l'Erasmus all'estero in Spagna, in una bellissima struttura, dove ha praticato l'utilizzo della lingua spagnola, anche perfezionandola, e quindi il lavoro accompagnato anche a tanto divertimento, perché poi le città spagnole sono molto, a Valencia, sono molto attive, no? E, a sua detta è stata un'esperienza fantastica, anche Stefano Bene. ne è stato molto felice, quindi davvero tanta roba. Bene. Bene, allora anche lì le aziende le troviamo. Poi quando lui è tornato avrà fatto gli esami di Esattamente, è tornato diploma. prima per seguire Esatto, anche la torna preparazione per così. l'esame. C'è anche la possibilità da quest'anno di svolgerlo anche alla fine degli esami, cioè c'è qualche ragazzo che parte anche dopo, questo giusto per chiarire. scusa, scusami, Durante ho visto, no, no, ho visto. mi inserisco dicendo solo una cosa, più che altro perché avevo ricevuto qualche domanda molto più specifica sull'Erasmus, non in questo caso, ma anche in altri casi, perché ogni tanto magari si dice, ok, ma da dove arrivano queste occasioni? Nel momento in cui voi siete all'interno del vostro Certo. corso ITS, chiaramente vi arriva la comunicazione, si apre un bando anche in Figurati. quel caso
fate l'applicazione per 2 o 3, diciamo, preferenze che volete, poi anche in quel caso ci sarà un esame di selezione, se non mi sbaglio anche un piccolo colloquio con la lettera motivazionale, e anche in quel caso venite selezionati, perché è un vero e proprio programma, cioè non è che andate lì come anche ogni tanto dice il direttore, ma non è per spaventarvi, ok, si va là per perfezionare la lingua, perché del resto viviamo in Italia, però di base andate lì soprattutto a lavorare, quindi in realtà già un pochino dovete aver la vostra, quindi tanto per chiudere il cerchio e per dare un po' più un'informazione completa, però sappiate che verrete accompagnati su tutto, riceverete le informazioni su tutto quanto. Assolutamente, ci sono i tutor apposta. Io sono una Esatto. tutor e ogni corso ha il suo tutor e quello sarà il vostro punto di riferimento per qualsiasi cosa. Volevo anche dire come funziona. Avete fatto durante il periodo di aula? Avete fatto degli esami o avete sostenuto delle prove al termine magari delle unità formative? Vai, dai Angela, che se ci devi lasciare prima. Sì, no, scusate, sono morta, la connessione ha Tranquilla. deciso di sparire. Tranquilla. Sono delle verifiche di fine modulo, quindi avviene un po' come alle superiori, una volta che viene completato un modulo di qualsiasi materia o comunque di una categoria specifica di interesse, viene fatta una verifica che può essere sia nell'ambito pratico che Esatto. un testo scritto, nel senso, dipende un po' dalla materia che si fa. Anche da te funzionava così, Simone? Esattamente, a fine di ogni modulo formativo vi era un piccolo esame sotto forma di test, spiegazione orale o presentazione di un Esatto. piccolo progettino tramite le slide, ed è anche un modo per, possiamo dirla così, anche semplicemente un modo per vedere se si è stati attenti e se sia tutto chiaro, no? Tutto Certo. il modulo formativo, quindi nulla che ci deve far spaventare. Esatto, sì, no, è proprio l'intento non è quello scolastico di metterli alla prova, è proprio Cioè, per vedere di. Poi questi corsi danno tanto quanto voi volete prendere, nel senso che bisogna avere la disposizione e l'attivazione perché siete grandi, non siete più all'università, no scusate, non siete all'università, bensì siete proprio già nel mondo del lavoro. L'approccio nostro è quello di essere professionalizzanti e quindi vi consideriamo già proiettati nel mondo del lavoro, così come succede dopo pochi mesi, vi mandiamo con la nostra faccia a dire io vengo fuori dall'ITS e sono qua per lavorare, quindi ci teniamo che facciate bella figura ovviamente e non siete più alle superiori e quindi noi gli strumenti e tutto questo lo mettiamo sul piatto, ognuno di voi prende quello che capisce essere importante e sono tutte opportunità, come vedete Simone e Angela ve l'hanno detto, di opportunità ce ne sono quotidianamente, bisogna saperle capire e cogliere, perché c'è anche chi magari può prendere sotto gamba, ma questo succede dappertutto, anche all'università è così, però il nostro obiettivo è quello di avere ragazzi fortemente interessati che portino a termine bene, perché come dicevo prima siete veramente il nostro biglietto da visita per il mondo del lavoro. Sam, ci sono altre domande o no? No, perché in realtà le stavamo rispondendo mano a Ok, mano e poi ho visto che varie le hai riprese tu facendo parlare i sì, ragazzi. Solo una cosa mi sono permessa di dirlo io, però sì, dato che c'è ancora Angela, magari mi sì, supporta su questa cosa qua se non ho detto una fesseria. Mi chiedevano dei periodi di stage. Allora, sì, tendenzialmente per quasi tutti sono da fine marzo, inizio aprile, aprile fino a giugno. Però se non mi sbaglio, ad esempio per Asiago, varia in esatto. base chiaramente ai periodi di attività del territorio dove sono, quindi forse lo stage è spostato un pochino prima per poi Febbraio, gennaio, farli febbraio, ritornare in sì. classe nei mesi successivi, quindi c'è solamente un piccolo cambio di periodo, però generalmente in questo caso la ragazza interessata era interessata per Bardolino, il periodo dovrebbe essere quello standard previsto da aprile fino a giugno, giusto? Giusto. Ok.
alcune località, quelle montane, anche il Belluno lo fa prima. Ecco, allora ho risposto giusto. Bene, vogliamo fare un recap delle date prima di salutarci? Abbiamo 3 minuti. Brava. Allora, me le metti? Ecco, Yes. qua sotto. Lunedì 8 settembre ci saranno le selezioni a Belluno e a Lancenigo, al mattino da una parte e pomeriggio dall'altra. Le abbiamo messe non a seconda del corso che voi volete frequentare, bensì della comodità per arrivare, cioè voi potete andare a Belluno anche per poi iscriversi a Treviso oppure a Bardolino. Se siete comodi, avete capito. Quindi queste sono le città dove avvengono le selezioni per tutti i corsi. Lunedì 8 a Belluno e a Lancenigo, martedì 9 a Jesolo nel campus centrale, così venite anche a vederlo se non siete già stati. Mercoledì 10 a Venezia al mattino, il pomeriggio a Chioggia. Martedì 16 a Verona, alla Confcommercio, dove a Verona sapete che ci sono 2 corsi, Food and Wine, quindi è un duplicato di quello di Treviso, turismo enogastronomico e tutto il mondo vino e Verona Fiere con Vinitali e tutta la Valpolicella, un bellissimo percorso, e anche Verona Eventi, Event Management, che ha fatto un grande successo. E lunedì 22 ci sarà alle 10 a Padova, perché anche lì abbiamo il corso di Wellness and Spa. Detto questo, io credo che No, se non ci sono domande, aspetta. no. Una domanda diretta a Simone che però, allora intanto Angela, non so se ci ha già salutato perché io in realtà non vi vedo più, ma non importa. No, siamo tutti qua. Va bene anche così, però se deve lasciarci non la voglio trattenere oltre perché so che aveva un impegno per cui era solamente per darle il via libera se voleva andare. Grazie, vi ringrazio intanto della partecipazione. Grazie mille a te Angela. Ciao. Grazie. Invece ho una domanda specifica che un ragazzo ha fatto cioè vuole fare a Simone, che questa però ci dà l'occasione per tirar fuori l'ultimo argomento, dopodiché salutare. Chiedono quali sono state le proposte di stage che ha avuto nel primo e nel secondo anno. Questo ci dà un po' l'occasione per parlare di come vengono concordati gli stage. Certo. Vai Simone, che puoi dare la tua visione da studente, poi anche Cristina, che oltretutto lei è tutor del Master Food and Wine di Villorba, è anche lei una parte attiva di questo processo, ma adesso ve lo diciamo in pochi minuti. Sì, praticamente ogni corso ha, come dicevamo prima, un suo tutor. Il tutor sarà incaricato di fare questo colloquio interpersonale col ragazzo. Quindi pochi minuti, nel senso esporre quello che si vuole fare e quali sono le competenze a cui ci si sente più appartenere, e diciamo che dall'altra parte via tutta la volontà e si fa il possibile per cercare di trovare un ruolo che va a incanalare tutte queste competenze. Nello specifico parlo personalmente, nel primo colloquio che ho avuto con la mia tutor, le ho dichiarato la mia volontà di provare la via del receptionist puro e diciamo lì è stato tanta carina da trovarmi in questa struttura, appunto l'Hotel Due Torri a Verona in centro, un 5 stelle lusso, poiché io volevo vedere un po' quel mondolino e diciamo che è un altro tipo di ospitalità. Invece per quanto riguarda il secondo, per completare un po' il percorso a 360 gradi mi sono incanalato in una strada che andava a verticalizzare in quelle che sono le competenze a cui mi sento più appartenere, ovvero il mondo del digital marketing e dei social media, e quindi anche qui con il colloquio con la tutor ho espresso questa mia volontà e lì proprio è stata una scintilla, poiché ho avuto la fortuna di farlo col dottor Maresca, con il quale già in classe avevo stabilito un bel rapporto, possiamo dirlo chiaro, un bel rapporto di amicizia e quindi sono stato accontentato, possiamo dirlo così, al 100%. Cristina, prego. Sì, allora giustamente innanzitutto dico Simone, facciamo dei colloqui veloci perché noi alla fine vi conosciamo stando lì giorno per giorno con voi e quindi solo una conferma. Ecco, cerchiamo di inquadrarvi, ecco, e quindi poi cerchiamo
come hai detto tu, di accontentarvi. Perché? Perché tante volte certi ragazzi, e mi sorprende che oggi non ci sia stata neanche una domanda su questo, perché tantissime domande riguardano: ma io dopo questi corsi cosa vado a fare? Che lavoro si fa dopo aver fatto questo corso? E io a questa domanda dico sempre: non ho mai una risposta sola, perché tante volte, a parte che il mondo del turismo è ampissimo e quindi ovviamente potete fare un po' di tutto quello che riguarda chiaramente il mondo, no, dell'accoglienza, dell'ospitalità, ma c'è veramente un ventaglio ampissimo. Ma soprattutto quello che voglio dire è che frequentando e quindi entrando in contatto con i docenti che entrano in classe, voi vi rendete conto e della vostra propensione e di quello che vi piace, e magari scoprite dei lavori che non sapevate neanche esistessero. Quindi non si riesce ad entrare in classe dicendo: tu guarda, con questo puoi fare il receptionist, ma non è vero, perché magari poi andate a fare i social media o l'organizzatore di eventi, o vi piace andare in aeroporto a lavorare. Quindi è proprio frequentando che vi si illuminerà la strada, e lo stage serve a questo. Sono stata abbastanza chiara? Abbiamo perso, Perfetta. ok, perfetto. Ora vediamo se c'è qualcun altro che vuole dire qualcosa. No, non ho più visto domande e sono le 15:33 e noi Quindi, rispettiamo gli orari. perfetto. Grazie Simone, sei Benissimo. stato una risorsa, speriamo di incontrarti ancora. Grazie a voi, a presto allora. Ciao. Grazie ragazzi.